L'annuncio alla vigilia di Ferragosto aveva visto il presidente Zaia schierato assieme a tutta la giunta. Per far fronte alla carenza di medici, la regione assumerà 500 giovani laureati non specializzati, garantendone la formazione. Una delibera inedita in Italia, che aveva inevitabilmente aperto il dibattito e che è stata al centro di un incontro a Palazzo Balbi. Un incontro proficuo, le due università con le due scuole di medicina, l'ordine dei medici, gli ordini dei medici. Si sta lavorando su un paio di fronti, quello di avere più disponibilità di specializzandi magari dei primi anni negli ospedali e cercare di trovare una soluzione poi per quello che riguarda il modello del medico laureato in medicina generale e chirurgia e abilitato ma non ancora specializzato. Però si sta lavorando, la squadra veneta lavora. Zaia non teme impugnative della delibera, ci sono attività in corsia, afferma, delegabili a medici non specializzati. Ma guardi, noi vorremmo tutti specializzati e super luminari. La verità è un'altra, che ci sono delle attività in corsia che possono essere delegate dei medici che sono abilitati e tutto, che ancora non sono specializzati, ma che sono in grado di affrontare. Il ragazzo che ha salvato la vita alla signora in treno da semplice medico neolaureato è la dimostrazione che i nostri ragazzi sono ben formati. Il riferimento è a Carlo Santucci, 33enne, medico precario in una clinica di Roma, che ha salvato la vita ad una quarantenne in arresto cardiaco sul treno delle Dolomiti. So che ha visto, sta vedendo il dottor Rasi, perché comunque c'è una dichiarata disponibilità, insomma, a riconoscere questa attività che ha fatto, insomma, un medico neolaureato, abilitato, che diventa poi salvatore di una vita. Quindi bravo, i miei complimenti, li abbiamo fatti tutti, insomma, bravo, veramente. Se riesco a organizzarmi sì, adesso non so quando sarà qui in Veneto, per lui poi è laziale, quindi immagino che sarà anche un problema di coordinare le agende.